E siamo per il Portogruaro.net in compagnia di Corrado Formigli, noto giornalista di La 7, di Piazza Pulita. Siamo appena stati ad ascoltarti qui in questo bel incontro pubblico qui a Cintello, per Eticamente. Un territorio, il nord-est, si diceva, lo dicevi bene tu prima nell'incontro, martoriato dalla crisi. Non so se in questi ultimi anni lo hai girato, lo hai frequentato, come lo stai vedendo questo nord-est? C'è una scintilla di speranza, c'è una scintilla di vitalità oppure vedi ancora un encefalogramma piatto? Ma il nord-est è sempre stato un'avanguardia, no? Nel senso che c'è quello che secondo me è straordinario nel nord-est è questa capacità di lavorare tanto ma di essere anche creativi, cioè di spostare sempre l'asticella, di inventare dei nuovi business, no? Io la reazione la vedo, cioè io vedo comunque imprenditori che hanno voglia di battersi, che hanno giustamente la voglia di chiedere alla politica diciamo, un cambiamento profondo, quindi io sono abbastanza ottimista nel senso che vedo una reazione delle persone, cioè il territorio è impoverito, le aziende continuano a chiudere, però la reazione delle persone, la capacità di, passami il termine, incazzarsi, no? Cioè di indignarsi per quello che sta accadendo fa ben sperare. Naturalmente il problema è un problema molto complesso perché qui non si tratta soltanto di combattere contro la crisi, ma contro l'illegalità, contro la corruzione. Cioè, il problema fondamentale è che noi dobbiamo, e mi ci metto anch'io, indignarci di più per quello che stiamo scoprendo adesso, perché grattando sotto la crisi scopriamo che questo paese è piombato in crisi perché non è mai esistito un mercato vero, non è esistita una vera competizione. Cioè la crisi c'è solo qui oggi, nel senso che in molti altri paesi la crisi è in via di superamento. Noi siamo così, non perché tutto il mondo è così, ma perché noi siamo stati infiltrati dall'illegalità, dalla corruzione. Il caso del Mose è un caso emblematico, il caso dell'Expo. In riferimento appunto al Mose, giusto un accenno, siamo nella piena attualità. Qual è la tua sensazione? Parlavi prima di incazzarsi appunto da parte dei cittadini. Tu credi che questo può smuovere qualcosa oppure sarà uno dei tanti capitoli che sta per qualche giorno in prima pagina e poi via via andrà a scemare? Guarda, io dirò una cosa un po' forse controcorrente. Cominciamo dai nostri comportamenti, perché arrabbiarsi con la politica, con i corrotti, è facile. Oggi ho letto una notizia sull'Espresso che a Mestre hanno cancellato il bike sharing perché hanno rubato tutte e 240 le biciclette del bike sharing. Chi le ha rubate le biciclette? Il politico o i cittadini? Chi è che posteggia in tripla fila? Chi è che fa l'abuso edilizio? Cioè, noi siamo abituati purtroppo all'illegalità, cioè i nostri comportamenti individuali devono essere coerenti. Noi possiamo chiedere alla politica, ma prima dobbiamo essere coerenti con i nostri comportamenti. Allora, la corruzione del Mose è una cosa gravissima, ma le biciclette rubate a Mestre è qualcosa che è stato fatto e che ha creato un clima di accettazione dell'illegalità, di complicità collettiva nell'illegalità.